pazzesca qua sul lago di Garda. Siamo a Lugana, sul lago di Garda, è venuta una cosa pazzesca. I pesci venivano a galla per vedere quella palla fatta da pelle, figlio da pollo. Una cosa che non succedeva da milioni di anni, una cosa assurda. I pesci saltavano fuori dall'acqua, una cosa che... tac, 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 tac. Ma una roba pazzesca, perché i pesci non erano 1, 2, 3, erano sarde, erano allodole, erano aironi. Voi direte, gli allodole e gli aironi non sono pesci, ma chi se ne frega, sono pesci ugualmente, perché se noi li guardiamo in un'ottica guardando Darwin, quindi all'origine, erano pesci ugualmente, una roba pazzesca, pesci che non sono pesci. Una roba che non succedeva da miliardi di anni. Ora passiamo la linea al nostro inviato da Hong Kong, che vi dirà un'altra notizia esclusiva. Ci dico, Buonasera signore e signori, vi presento, sono Tony e siamo qua per Prove e Provini. L'altro giorno è capitata una cosa strana, siamo entrati in una pasticceria e una signora mangiando ha trovato un pelo d'ascella sotto una fetta di cassata siciliana. Irritata, la medesima è andata all'interno del laboratorio chiedendo come mai questo pelo d'ascella si trovasse all'interno della cassata siciliana. Il pasticcere disinvolto risponde: signora mia, è meglio che non vedo come facciamo le scoizzere di cannola. Oh yeah.